Integrazione oraria full time per i dipendenti a part time, progressioni verticali in deroghe ordinarie, buoni passo e formazione professionale. Sono stati questi i temi trattati oggi nell'Aula Pellegrino del Libero Consorzio Comunale di Agrigento nel corso di un'affollatissima assemblea sindacale congiunta tra i rappresentanti provinciali della CGIL, CISL, UIL e CSA della funzione pubblica e le RSU dell'ex provincia, i dipendenti e l'amministrazione provinciale. È stato proprio il presidente del Libero Consorzio, Giuseppe Pendolino, ascoltate le relazioni dei sindacalisti, a impegnarsi per trovare le soluzioni economico-finanziarie necessarie per procedere all'integrazione oraria promesso nei mesi scorsi nel corso di un incontro con la stampa poco tempo dopo la sua elezione. Il presidente Pendolino si è inoltre impegnato a convocare e ricevere le organizzazioni sindacali entro la metà del mese di novembre per illustrare loro quelle che saranno le novità in questo senso. I sindacati, così come i lavoratori, hanno preso atto dell'impegno del presidente Pendolino e si sono riservati di rimandare eventuali decisioni di ulteriori assemblee e quant'altro alla convocazione e all'incontro con l'amministrazione delle prossime settimane. All'incontro erano presenti oggi il vicepresidente con delega alle risorse umane Domenico Scicolone, il consigliere delegato Alessandro Grassadonio e i dirigenti del Libero Consorzio Maria Antonietta Testone e Fabrizio Caruana.